Spinea. Aiutatemi, mia moglie ha contrazioni molto ravvicinate, credo stia partorendo. Questa è la telefonata che i sanitari del 118 hanno ricevuto sabato mattina. Subito la palla è passata all'operatore responsabile della centrale operativa di Mestre, che ha tranquillizzato il papà per poi spiegargli passo dopo passo cosa avrebbe dovuto fare. Si tratta del secondo figlio della coppia, quindi la mamma era già un po' preparata. Un'operatrice ha chiesto se si vedeva la testa della piccola e la risposta è stata affermativa. In 10 minuti è arrivata l'ambulanza, ma la bimba era già tra le braccia della sua mamma. Entrambe sono state portate in ospedale per le procedure finali. Treporti. Saranno celebrati lunedì alle 10 i funerali di Don Giorgio Barzan, il parroco 67enne che martedì ha perso la vita schiantandosi con l'auto contro un platano. Sarà il patriarca Moraglia a celebrare la funzione. Don Barzan era residente a Eraclea, ma da tempo guida spirituale dei parrocchiani di Treporti. Era stato ordinato sacerdote nel 74 dal patriarca Luciani, nella chiesa della Giudecca, dove ha esercitato il primo ministero fino al 1982. Poi è passato nella parrocchia di San Giuseppe di Mestre. Alla fine dell'88 ha guidato la sua parrocchia di provenienza, dove è rimasto sino al 96, quando è stato nominato parroco di Treporti. Jesolo, via Pindemonte. Nella notte ignoti hanno tagliato 4 alberi, un episodio che fomenterà le polemiche sulla decisione del comune di tagliare i pini marittimi per mettere in sicurezza la strada, danneggiata dalle radici. Spendiamo mediamente oltre 250.000 euro l'anno per la manutenzione e il ripristino delle strade, marciapiedi deteriorati dalle radici dei pini, ha detto il sindaco Zoggia. Penso sia arrivato il momento che tutti si diano una calmata, prosegue. La questione che riguarda il taglio dei pini è legata ad una sperimentazione decisa unicamente per risolvere un problema di sicurezza di quella strada.